bentrovati. Con questa conferenza dell'amico Francesco De Filippo chiudiamo i nostri incontri per quest'anno dello Studium Fidei per riprenderli in settembre. Sono molto onorato della presenza di Francesco De Filippo, giornalista, scrittore e saggista, che vive a Trieste ed è uno dei giornalisti più attenti alle situazioni di oggi, non solo di Trieste, ma anche dell'aspetto internazionale. Ecco, lui è stato inviato all'estero per il Sole 24 Ore e oggi lavora per l'agenzia ANSA a Trieste già dal 1986. Nel 2001 ha vinto il premio Paris Noir con il romanzo L'Offense. Tra le opere che io vi sottolineo e vi suggerisco di Francesco De Filippo è Filosofia per i prossimi umani con Maria Frega del 2020. E poi anche molto interessante il romanzo Le visioni di Ioanna del 2019. Nel 2020 abbiamo la prima Sterminiamo gli uccelli e poi chi sterminiamo? Cioè è una visuale molto interessante quella che presenta De Filippo anche nel nostro libro Trieste è un'isola. È molto attento, al di là di che cosa? Di quelle che sono le letture preconfezionate. De Filippo non è un conformista. De Filippo è uno che cerca le cause nella notizia, non si ferma agli effetti, va alle cause. E quindi può essere a qualche volta, può sembrare anche osé la sua ricerca, ma la ricerca osé è data dall'intelligenza e dalla ricerca della verità. Io lo voglio molto ringraziare perché il suo lavoro è, diciamo, molto ricco di impegni e ha trovato anche la voglia e il tempo di venire a presentare il suo libro tra noi e noi siamo onorati di ascoltarlo, grazie poi all'intervento di Andrea Bulgarelli, che noi conosciamo molto bene dal punto di vista del suo lavoro presso la Camera di Commercio, ma anche come anima di tante attività giornalistiche della nostra città. Quindi io auguro agli ascoltatori di Trieste e quelli che sono in regione di cogliere l'opportunità di ascoltare molto bene Francesco De Filippo, perché nelle sue letture ci dà delle originalità pensose. Auguro una buona audizione a tutti. Grazie. Te, sei forte. Allora Francesco, ci diamo del tu perché faremo a moina altrimenti, no? Perché ci conosciamo da tanti anni. Tu da più di 12 anni sei a Trieste, sei napoletano, nato a Napoli, hai vissuto a Roma, a Genova, sei, come ha detto il responsabile dell'ANSA, mai avuto esperienze giornalistiche di carattere internazionale. Poi come i tuoi libri, no? Tradotti in tedesco, in francese e in altre lingue. E in Trieste è un'isola, così leggendolo, ho trovato questo protagonista, Vincenzo Tagliente, che è napoletano come te. E tra tante chiacchiere che noi in questi anni è capitato di fare assieme, ho riscoperto in Vincenzo delle caratteristiche che sono tue. C'è forse qualcosa di tuo in questo agente segreto che arriva da Napoli a Trieste, che fa il dipendente comunale, che è uno come tutti noi che va in osmizza piuttosto che si confronta, collabora a un vento che non conosce limiti e che soprattutto chi arriva da fuori Trieste a volte lo odia un po'. Bene, grazie Andrea, grazie Don Ettore per l'ospitalità, grazie a voi che siete intervenuti, che siete presenti.
Come dicevi giustamente, io vivo a Trieste da più di 12 anni ed è una città che mi è piaciuta da subito. Arrivo qui dopo aver girato numerose città più vivaci, diciamo così, anche appunto più difficili. E arrivato qui scopro un mondo, un libro di storia capovolto rispetto a quello del resto d'Italia, no? Trovo una città che è molto molto originale, accattivante, bella già 12 anni fa, adesso è ancora addirittura più entusiasmante. All'epoca, 12-13 anni fa, era un po' più tranquilla, diciamo, o forse leggermente più statica, un po' più depressa la definirei. Ed è una città che mi ha ospitato, dove mi trovo bene, vivo bene, e quindi ho pensato, a distanza di tanto tempo e avendo finalmente cominciato a capire qualche cosa di questa città, della sua storia, delle sue particolarità, delle sue caratteristiche precipue, ho pensato che forse era opportuno scrivere qualche cosa, tributarle in qualche modo a una sorta di ringraziamento, diciamo, no? E la cosa che penso di saper fare, che comunque per me è personalmente più coinvolgente, è appunto quella di scrivere, e di scrivere non per il giornalismo, ma di scrivere per la letteratura, insomma, per la narrativa. E allora, per la prima volta ho scritto un libro poliziesco come questo, che è un genere che non amo particolarmente, non è la mia cifra, di solito mi occupo di altre cose, però visto che nel paese da Camilleri in poi sono diventati tutti quanti investigatori, commissari, carabinieri dal fiuto, è incredibile, gente che parla coi morti, insomma sembra che sia tutto un grande commissariato ormai questo paese. Montalbano, esatto. Allora ho pensato, vabbè, mi inserisco anch'io in questo filone, ma lo faccio soltanto come un escamotage stilistico, per fare in modo così da raccontare questa città attraverso una persona che non si capisce bene questo tagliente che cosa faccia, da dove venga, però attraverso di lui e attraverso questa sorta di alone di poca chiarezza intorno alla sua figura ho la possibilità di raccontare la città, la sua storia e i triestini, che sono, insomma, una genia, un'etnia che mi sta particolarmente a cuore. Tu li chiami umani triestini proprio. Umani triestini, sì. E tra l'altro, proprio parlando di storia di Trieste, tu cogli uno dei temi che ha sempre contraddistinto questo territorio, no? Il periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, un periodo difficile, complesso, molto doloroso per tutte queste terre, non solo per Trieste, per tutta la Venezia Giulia, per l'Istria. E Tagliente, proprio andando a visitare quello che era il campo profughi di Padriciano, ha un incontro particolare con Anna Costorici, italianizzato da Costoriz, perché già questo, il fatto di avere un cognome che è stato italianizzato, è un qualcosa che magari non poteva essere sconosciuto in gran parte dell'Italia. E da questo incontro nasce un rapporto tra i due, un rapporto che nel corso del romanzo, del giallo, amplifica tutta una serie di contraddizioni e di criticità che hanno colpito la famiglia di Anna, ma anche questi territori. Cosa accade a Padriciano in particolare? Sì, faccio una premessa. Trieste, forse adesso un pochino di più, ma la storia di Trieste fino appunto a una decina d'anni fa, 15 anni fa, grosso modo era veramente misconosciuta, no? È ovvio che Tagliente, benché abbia un cognome che è un participio presente, a differenza del mio invece che è circolare, che è chiuso, ricalca la mia esperienza, ovviamente. Io sono arrivato qui e ho veramente scoperto un'altra storia, no? Noi siamo, soprattutto me del Sud, siamo abituati, il nostro territorio è stato un po' come un garage sostanzialmente nella storia. Chiunque veniva, conquistava, si sistemava lì, rimaneva qualche decennio, qualche centinaio di anni e poi andava via. Sono arrivati i normanni, gli arabi, i francesi, i borboni spagnoli, insomma mancavano solamente i celti, diciamo. Ecco, quindi vengo da zone veramente esposte a qualunque forma di dominio. Venire qui e scovare una storia, scoprire una storia che aveva pochissimo a che vedere con la nostra, con quella del resto d'Italia sostanzialmente. No, qui la Prima Guerra Mondiale è stata una cosa veramente terrificante, dove non coinvolge solamente gli autoctoni, ma ovviamente anche
tantissimi che sono venuti a combattere dal sud, dal centro, dal nord. E questa guerra qui è cominciata con l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca e di Sofia, sua moglie, e sostanzialmente è finita 100 anni dopo, no? Con la guerra nei Balcani. È un'esperienza che nel resto d'Italia non si conosce. Il fatto che Gorizia avesse un muro e che fosse l'unico muro che divideva la stessa città, così come a Berlino, è qualcosa che non si sapeva, no? Tutta l'esperienza della frontiera, del confine, tutte le atrocità che ci sono state da un lato e dall'altro, è una cosa che, insomma, che sostanzialmente è sconosciuta agli italiani per varie ragioni che non staremo qui a indicare. Però è qualcosa di veramente diverso. Noi siamo abituati, soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, sono calati questi tedeschi, questi nazisti, si sono insediati, sono rimasti un po' di tempo e poi sono risaliti, inseguiti dagli americani. Abbiamo avuto tragedie terribili, quella di Cassino, quella di Salerno. Napoli è stata una delle città più bombardate in assoluto, credo più distrutte in assoluto nella Seconda Guerra Mondiale, ma sostanzialmente sono fatti episodici, no? Qui invece la guerra è come se fosse stata stanziale, cioè si è combattuto pianerottolo per pianerottolo all'interno delle stesse famiglie dalla Prima Guerra Mondiale in poi. Insomma, è veramente un'altra storia. La guerra è finita 9 anni dopo, no? Mentre nel resto del paese in qualche modo si tentava di uscire dalle lacerazioni, dal dolore, in qualche modo si tentava di ricucire, no? Invece qui è continuata ancora per 9 anni. Leggevo proprio l'altro giorno questo libro di Borsatti, no? Di Ugo Borsatti, il fotografo, che parla di alcuni incidenti che ci sono stati nei 4-5 giorni a Trieste, terribili, con 6 morti, gli inglesi che sparavano sulla folla, insomma esperienze che noi non abbiamo conosciuto, ma soprattutto che ci sono completamente strane, sconosciute. Ecco, quindi arrivare qui e leggere veramente un altro libro di storia, perché fosse la nostra storia degli italiani, mi ha colpito tantissimo. E quindi Patriciano è un elemento fondamentale di questa storia, perché tutti gli esuli, no, i 300.000, eccetera, qualche cosa. Ricordo solamente un episodio, scusa, forse sto aprendo una parentesi troppo ampia, ma io ho lavorato in cronaca per tanti anni a Roma e una volta mi capita di seguire una manifestazione di protesta, non mi ricordo bene cosa fosse, e c'era un gruppo che si definiva di dalmati italiani dell'Istria, eccetera, che dice, vede me che sono un giornalista e mi attrae, dice: lei deve assolutamente parlare della nostra condizione. Io dico: ma scusate, ma qual è la vostra condizione? Dice: no, perché noi siamo gli esuli, i 300.000 partiti dall'Istria. Dico: ma guardi, non so nemmeno dove l'Istria è esattamente, la Dalmazia. Sai, insomma, a Roma è poca roba, come dice, c'è la Croazia, c'è la Bosnia, no, c'è la ex Jugoslavia, le regioni geografiche, non politiche, nemmeno le conoscevo, insomma, tutte quante a memoria. E quindi lì comincio a scoprire questa cosa, torno in redazione e un po' mi informo su questo, no? E nessuno dei miei colleghi sapeva questa cosa, così come i primi tempi in cui sono stato qui, tornavo all'ANSA magari a Roma e facevo un piccolo sondaggio tra i colleghi. Insomma, alla fine si tratta comunque di una classe medio-alta, quella dei giornalisti, e del muro di Gorizia nessuno ha mai saputo niente. Cioè, siamo persone che bene o male qualche libro nella loro vita, qualche telegiornale l'ha seguito, l'ha letto, lo ha confezionato anche, e invece di questa cosa non si sapeva niente. Allora, ecco, da qui l'idea di raccontarla, non tanto a Trieste perché ovviamente tutti la conoscono, ma di raccontarla un po' a tutti gli altri, insomma, in qualche modo fa scoprire questa splendida città e questa terrificante storia che c'è dietro. E quindi Patriciano è, come dire, il fulcro, un gangolo importante di una storia, di una socialità, di una comunità, no? Fondamentale, direi. Poi da lì, appunto, il fiume della storia poi si divide in vari affluenti, in vari sentieri, risorgive, quello che vuoi. Però Patriciano per me ha rappresentato, quando l'ho visitato anche, ha rappresentato un momento fondamentale, no? È stato un punto di arrivo da dove poi le persone sono andate in tutto il mondo, no? Esatto. Certi sono rimasti a Trieste, proprio San Nazario è nato e ha dato... Poi non c'era solo 12 anni, poi c'erano 14 campi profughi dislocati nella città, poi anche vicino alla Risiera, poi le Noghere. Ecco, io sono stato, ero ancora diacono, cappellano del campo profughi di via
delle docce, Sì. e lì c'erano le persone che erano divise, le famiglie divise con le coperte, questi grandi stanzoni. Sì. Quindi, però questa gente che pur viveva, diciamo, nei campi profughi, andava a lavorare, poi tornava. Sì. E poi c'è stato anche secondo me, un grande, diciamo così, intuito dell'opera profughi, Sì. che hanno costruito questi villaggi, come diceva lui, Borgo San Nazario, Borgo San Sergio, ma anche a Roma, il villaggio Giuliano, eccetera. E poi in giro in tutti, per esempio ho davanti Lucca, Torino, Cremona, Milano, Varese, eccetera. Ecco, quindi c'è stato proprio anche questo desiderio di dare a queste persone l'opportunità di stanziarsi, Sì. ma non in una dimensione così di ghetto. Certo, Il ghetto certo. era transeunte Sì. al momento, però questi si sono tirati sulle maniche e hanno lavorato e poi hanno potuto usufruire di questi concorsi per le case dei profughi, e solo a Trieste sono rimasti 60.000 e hanno dato tutto un altro, diciamo così, progetto e altra prospettiva culturale che si sono inseriti. Poi in quel tempo lì c'era anche in modo particolare la Caritas americana, che non aveva nulla a che fare con la Caritas italiana, cioè di adesso, cioè dove c'erano l'opportunità, generi alimentari, eccetera. Io ricordo che c'era Monsignor Arnett, che era il delegato, no? Con le persone che venivano dall'America, pagate dalla conferenza episcopale americana, e avevano in via Baciocchi, c'era la farina, c'era la pasta, tutto gratuitamente. E poi c'era la casa a Upicina per, diciamo così, la direzione. Ma c'è stato tutto un grande interessamento e anche, diciamo, una certa frizione tra il triestino e l'istriano, certo. Perché poi c'è stato anche, diciamo, l'esodo del triestino verso verso l'America Latina, l'Argentina, e anche verso il Canada e anche verso l'Australia, e c'erano proprio le navi che... Quindi è stato tutto, come dici giustamente tu, qui tutta un'altra storia. Sì. Veramente, Sì. Qui è veramente un'isola e bisogna scoprire il tesoro di quest'isola. Sì. E il tesoro di quest'isola purtroppo è la sofferenza che questa gente ha subito prima guerra mondiale, seconda, poi fino al 1954, la questione degli alleati, tutto un mondo da leggere per poter capire il carattere di questa città, e anche qualche volta la superficialità, che non viene da un discorso di menefreghismo, abbiamo visto troppo e quindi non ci fa specie nulla. Questo è il discorso. Secondo me una lettura vera di chi viene e ha una responsabilità. Certo, certo. Come tu hai scritto qui. Sì, ma ritornando al libro. Sì. Anna, ormai è anziana, come ha detto Donatore, lei è una delle tante che sono andate in altri paesi. Lei ad esempio è andata in America. Sì. E torna proprio a Fabriciano per andare a visitare un posto di sofferenza, sì, dove lei da piccola ha avuto delle bruttissime esperienze. E proprio questo suo desiderio di raccontare questo dolore, no? Come ha detto Donatore, come hai detto tu, alla fine trova Vincenzo e trova in Vincenzo una persona pronta ad accogliere e ad ascoltare. Sì. Ed inizia questa amicizia tra Vincenzo giovane e questa signora anziana, che va nel posto della sofferenza per ricordare delle cose che avrebbe voluto dimenticare, ma che per lei sono fondamentali. Sì. E proprio da qui Vincenzo inizia a conoscere, attraverso proprio una persona che testimonia la sofferenza lei è scappata da Buie con la madre si chiamava Teresa, è arrivata al campo profughi e poi da lì è andata in America. E cosa colpisce di Vincenzo? Cosa colpisce Vincenzo in questo posto, ma in particolare in questi primi racconti di storia di Anna? Sì, contestualizzo un po'. Vincenzo Tagliente è un uomo che
appartiene agli apparati, diciamo così, una sorta di agente segreto, insomma, un poliziotto, un agente sotto copertura, insomma, una persona per bene, per intendo dire, non un bandito che, forse perché ha calcato la mano troppo appunto con qualche camorrista o per altre ragioni che rimangono un po' sfumate nel libro, è costretto ad allontanarsi da Napoli. Il capo gli dice: è bene che tu per un periodo di tempo vada in un posto tranquillo e che viva in maniera low profile, che non ti faccia notare in qualche modo. Quindi lui viene a Trieste e appunto pensa di essere a Trieste, così come potrebbe essere ad Ancona, a Pescara, a Bergamo, non lo so, a Caltanissetta, e invece appunto scopre che questa città ha tutta una serie di tesori, come dicevamo prima, no? Insomma, e quindi un po' si vuole interessare, insomma, lui gli trovano un lavoretto così, comunale, mettiamolo così, però vuole interessarsi e conoscere la città, e quindi approfitta di una visita che viene fatta guidata, come è successo realmente a me a Padriciana, e quindi va in questo posto e conosce questa signora anziana che non si sa perché, ma in qualche modo si fa guidare da lui, no? Si mette sotto il suo braccio, in qualche modo cerca in lui una guida, un sostegno, e che parla stranamente, parla un italiano che non si capisce, che sembra triestino, parla un po' americano, un po' francese, perché lui inizialmente pensa, vabbè, una povera signora un po' svitata, insomma, viene qui così, no? E invece poi a mano si rende conto che da questo linguaggio, da questa semiologia così strana e così confusa, in realtà ci sono brani, pezzi di un racconto, e lui capisce che in qualche modo questa donna non è lì per caso, ma conosce il campo, tant'è vero che si trattiene, lei lo prende per mano, lo porta a vedere alcuni locali, quindi lui a sua volta si lascia guidare da questa donna, e poi incredibilmente si fa tardi e lei gli chiede di restare lì a dormire con lei, nulla di erotico, nulla di sessuale, ma così giusto quasi per farsi compagnia. E un po' lui capisce che lei è come se volesse ripiombare in una sorta di passato, perché lei si muove in questo campo di Padriciano come se fosse casa sua sostanzialmente, quindi anche al buio, quando cala l'oscurità, lei si muove con estrema familiarità, cioè sa benissimo dov'è il comodino. Padriciano ha questa cosa notevolissima che sembra veramente che sia stato abbandonato il giorno prima, no? Sì, cioè c'è la tazza sul comodino, c'è la rete del materasso lì, veramente come se fosse stato, da questo punto di vista è quasi ancora vivo, no? Il campo, e quindi lei si muove lì come se fosse tornata a casa sua, e questa cosa a lui lo incuriosisce tanto, quindi rimangono lì, poi alla fine si addormentano, e lei la mattina dopo quasi fugge, no? In qualche modo è come se da un lato lei volesse attirare l'attenzione di lui, ma appunto non a scopo voluttuoso, dall'altro è come se invece volesse ricacciarlo via, no? E quindi all'improvviso lei dice: va bene, basta, adesso devo andare, e scappa via. Lui riesce soltanto a vedere un po' dove va, lei prende l'autobus, in qualche modo, essendo uno dei servizi comunque del giro, conosceva la vita, quindi chiama qualcuno e dice: vedi un po' chi è questa signora che appunto che si chiama Costorici, non so bene, lui ovviamente non sa nemmeno bene qual è la traslitterazione italiana, no? E quindi l'unica cosa che viene a sapere dopo è che lei ha affittato un'auto e quindi ha la targa di quest'auto, e sa che arriva a Ronchi dei Legionari, prende l'aereo e scompare, e sa che va negli Stati Uniti. Questo è tutto quello che riesce ad avere. E insomma lì lui ha un po' questa frizione dentro di sé, perché da un lato viene attirato in quanto, insomma, vecchio investigatore navigato, questa cosa lo solletica parecchio, no? E quindi vorrebbe saperne di più. Dall'altro lato sa che deve stare tranquillo, non farsi notare, dice: va bene, basta, questa è una matta, mettiamola così. Abbiamo trascorso una notte insieme piacevolmente, insomma, lui ha appreso delle cose, questo linguaggio molto confuso, su questa sorta di esperanto, diciamo, che parla questa donna, e basta, finisce qui, dice: va bene, basta, insomma, è successo questo, una strana esperienza, va bene così. E invece poi, suo malgrado, in qualche modo si trova coinvolto in un caso che diventa molto molto più grande, si gonfia a vista d'occhio. Perché iniziano a scriversi, perché lei Anna inizia a inviare delle mail qui. Esatto, lei gli manda un'email, 2, sempre scritte in maniera confusa, e si percepisce, si intuisce che lei in qualche modo vuole un aiuto, insomma.
no? E lui lì, un po' da uomo, un po' da sbirro, diciamo, si sente attratto, insomma, sente che questa donna probabilmente è in pericolo, e quindi alla seconda, alla terza email che riceve dice vabbè, insomma, vediamo di capirne qualche cosa di più, non è solamente una matta, evidentemente qualche cosa ci deve essere. E poi arriva anche a lui, poi non spoilerò più di tanto, arriva anche a lui un'email ma di minaccia. Lui capisce, in qualche modo, attraverso le sue amicizie, riesce a capire che non è lei, ma è qualcun altro, un entourage, e allora dice qui forse il fatto è serio. Allora a quel punto lì, obtorto collo, mi metto a indagare, insomma voglio sapere un pochino di più. Quindi non è venuto stare tranquillo. È venuto qui per stare tranquillo, e invece si trova in un casino incredibile. Ma anche qui, come hai detto tu, quando andavi a Roma raccontavi di queste terre e nessuno sapeva niente. E quindi quando Vincenzo Tagliente inizia questo suo percorso per scoprire cosa era accaduto, per scoprire quali erano state le problematiche di quel periodo, si trova davanti tanti muri, no? Sì. Da una parte dei messaggi di minacce, delle mail scritte in esperanto, come hai detto tu, un misto triestino, istriano, americano, insomma, sono anche divertenti, no? da leggere, ma interessanti sull'approfondimento che portano, perché dà degli elementi molto importanti Vincenzo, e Vincenzo inizia a costruire questo suo percorso trovando tantissimi ostacoli. Sì. C'è una cosa che ho notato in questa città, che da un lato mi attira molto, di cui ho grande stima, un grande rispetto, e dall'altro un po' mi spaventa, no? Questa città, soprattutto oggi, è un po' come se fosse spaccata, no? Avesse due teste. Da un lato è veramente slanciata verso il futuro, no? Tutta una serie di centri di ricerca, c'è credo la proporzione maggiore di ricercatori per abitante, di scienziati e quant'altro. E dall'altro lato c'è una parte della città che invece è estremamente legata, avviluppata alle sue tradizioni, no? E questa cosa è bellissima perché non vuole perdere nulla del suo passato, no? Leggevo ad esempio tutti gli articoli che sta scrivendo il piccolo sulla Luminosa, no? Sì. Come se fosse il Cristo a Rio de Janeiro, insomma, no? Sul pan di zucchero. È un elemento identitario di questa città enorme. Perché noi, quando andavamo sul caso o avevamo una gita da fare, l'appuntamento che si dava ai giovani che provenivano dalle varie parti di Trieste era alla Luminosa. Si beveva il caffè, si aspettava l'amico, un ritardatario, si faceva un po' di baruffo e poi si partiva. Sì. Era realmente Era il punto di raccolta. Sì, era un punto di raccolta. Ed è bello che facciano queste Sì, memorie. è bellissimo, è bellissimo. Però abbiamo perso questo punto di riferimento, perché siamo caduti in un individualismo, Sì, capisci? certo, O per la macchina o per questo o per l'altro. Invece era molto bello, si diceva Trieste la clappa. C'era ancora le macchine in seconda fila per andare a vedere i film, no? Si poteva fare ciò che ormai è vietato, no? Però la Luminosa era il punto di riferimento, ad esempio se dovevi andare al cinema, dico, o lo leggevi sul giornale, non avevi internet, era l'unico modo per riuscire a capire cosa fare e dove andare. E difatti il piccolo è importante questo approfondimento perché non fa una radicalizzazione di un posto, ma dà invece l'importanza che un semplice posto ha avuto per questo territorio. Cioè, come era piazza Oberda per i giovani, no? Certo. Punto di riferimento. Adesso non so perché c'è lì il palazzo della regione, questo. Una volta che non c'era il Dante e c'erano i baretti là, era realmente, poi magari anche purtroppo incontri poco piacevoli per spaccio, eccetera, però i giovani avevano questo punto di riferimento, mentre per fare le gite, diciamo, in cooperativa era sempre la Luminosa. Sì. Però tutto questo è mutato, perché sono mutati i costumi. Sì, molte cose sono cambiate. Da me, sai che vengo da città molto molto più dinamiche, molto più confuse, anche meno sane per certi aspetti. Un po' questo approccio, questa caratteristica di Trieste mi piace e mi commuove, diciamo, no? Dall'altro lato però c'è questa città è come se, anche da un punto di vista politico, diciamo, no? Fosse rimasta bloccata su alcune posizioni, no? Destra-sinistra degli anni 70 nelle altre città
non le trovi più. Qui invece è come se fossero rimaste quelle contrapposizioni, senza più conflittualità, fortunatamente, no? Insomma, molte cose sono pacificate, sono state denuclearizzate, come posso dire, per fortuna, assolutamente. Però è come se non ci fosse stata una sorta di passaggio, non dico di evoluzione, ma come se non fosse passato del tempo. E l'impressione che ho io da estraneo, diciamo così, è quella che in qualche modo questa città sia governata dalle istituzioni, ma che poi ci sia sotto, no? Tutta una serie di interessi, di accordi, di disaccordi che vanno avanti da tanto tempo e che sono proseguiti e che sono forti anche ora. E quindi questo Vincenzo Tagliente si trova a cercare informazioni sul passato di questa donna che non trova nell'archivio di Stato, che non trova negli organi istituzionali, diciamo così, ma paradossalmente li trova in realtà non clandestine, ma direi parallele, no? Sotterranee, esatto. Allora, la verità è, da dove mi nasce questa idea? Quando io ero stato a Padriciano avevo chiesto: ma c'è qualcuno ancora vivo che magari si può intervistare, fare un bel articolo? E qualcuno mi disse: guarda, è viva la signora che lavorava all'ufficio postale, all'epoca già aveva più di 90 anni, mi disse: se riesce a rintracciarla, lei sa tutto. Ed è bellissima questa cosa, no? Quindi, come dire, se io volevo sapere qualcosa più dell'elemento, non lo trovavo negli archivi di storia, oppure appunto al comune cercando nell'anagrafe, no, l'avrei trovato nella memoria di una singola persona rimasta lì. E quindi mi sono inventato a Longere questa sorta di stasi, no? Che era questa persona che appunto che è la memoria collettiva e che rappresenta uno di questi elementi sotterranei, no? Così come poi gli avvocati dei nomi veramente dei nomi curiosi. Sì. No? Insomma, ci sono degli interessi sotterranei a questa città, ma non negativi, come posso dire, no? È ovvio, peraltro, essendo una città che ha sofferto tanto, che ha conosciuto l'irredentismo e che quindi ha conosciuto la clandestinità, la massoneria, no? Elementi di, come posso dire, di catalizzatori e aggregatori che ovviamente non potevano essere alla luce del sole. È come se per certi aspetti, senza più avere quel ruolo che avevano all'epoca, è come se fossero rimasti. Quindi la memoria è sedimentata, no? in questi elementi sotterranei. Sembra quasi una verità nascosta che non si poteva dire. Esatto, che tutti quanti conoscono a Trieste. Però non si ma nessuno parlare. Ne parla. Come il problema delle foibe, per 60 anni come il problema delle foibe, certo. Falcone non si poteva dire, si poteva dire. Avevi poi una targa che portavi fino alla porta. Io ho sentito questa parola per la prima volta dopo gli accordi di Osimo, cioè lavoravo già all'ANSA, saranno stati fine anni 80 e dico: ma che cos'è il foibe? E sono andato a cercarlo sulla Treccani, non mi ricordo sul vocabolario, e ho capito che cos'era, ma mi mancava tutto il contesto, no? Ovviamente, cioè insomma, una tragedia, cose terrificanti, insomma, come dire. Quindi c'è tutta un'altra verità da scoprire, non tutta un'altra nel senso di alternativa, ma nel senso di una verità. C'è un altro archivio. C'è un altro archivio, c'è un altro archivio parallelo, c'è un altro archivio sotto. Insomma, quindi è una città che si può leggere in più piani di lettura, no? E questo la rende ancora più interessante. Tu pensi di aver capito, e invece c'è ancora un altro livello che devi andare a scoprire e così via, no? Ed è bello questo fatto, è come se fosse un ordito, un tessuto sotterraneo che detiene per certi aspetti la memoria collettiva, la conoscenza e anche determinate relazioni, no? Allora questo è il bello e il brutto di questa città, di non sapere forse girarsi definitivamente, no? E quindi dire: va bene, chiudiamo pagina questa cosa, no? Facciamo un altro capitolo. Apriamo un altro capitolo e invece ritorna puntualmente. Allora, fino a quando è la luminosa è un aspetto positivo perché è bello, no? Insomma, c'era un amico che mi ha insegnato una cosa fondamentale di Trieste: quando tu chiedi un'informazione a chiunque chiedi, che sia giovane, adulto, anziano, ti dice: lei sa dove era? No? Ed è un riferimento passato che quello che arriva in città ovviamente non può sapere, no? Però è bellissimo perché quindi ti dà il senso di una città che è volta a ieri, ma non è nello ieri, diciamo così, no? Cioè sa guardare avanti, ma non perde nulla di tutto quello che c'era. Insomma, nel libro c'è un episodio che è la verità, poi, che mi aveva fatto scoprire una mia compagna dell'epoca, ed è che
lo dico così, insomma, tanto credo che non si conosca, dalle parti delle Piastre a Muggia, ci sono 3 persone, tre uomini ormai che hanno anche una certa età, che ogni anno vanno nello stesso posto a fare il bagno e che sono sempre lì, con gli stessi capelli lunghi, con lo stesso costume che avevano negli anni 70. Sul muretto? Sul muretto, esatto, sul muretto di strada. Ed è bellissimo perché è, come dire, il ripetersi uguale a se stesso per anni e anni e anni. E così tutte le tradizioni di questa città. E la cosa che mi sorprende è che la gente ha lo stesso entusiasmo ogni anno. Cioè io, essendo ipercinetico, nevrotico, insomma, la terza volta che vedo una cosa va bene, non finisce. Invece questa città sa rialimentarsi, sa rigenerarsi di entusiasmo per le stesse cose. Ed è un elemento, una caratteristica di Trieste che mi piace molto, no? Non c'è da nessun'altra parte, credo. Tu conosci più di me, quindi... Tra l'altro questo fascino del passato ti ha spinto a scrivere anche un libro sulle botteghe storiche. Ecco, la prima cosa... proprio un libro alla storia commerciale della ristorazione di Trieste nel passato, in alcuni casi ancora presente, in altri casi ormai definitivamente scomparso. È stato un libro... E c'è quel riferimento anche a Godina, no? Ci troviamo da Godina. Da Godina, era da Luminosa, c'era Godina, adesso c'è una catena di supermercati. Trigutti, Godina, erano tutti nomi che richiamavano località, ma anche mestieri. Prego. No, prego. No, per me scrivere quel libro sulle locande storiche è stata veramente una scoperta della città, perché ho lavorato come se fosse stato l'ultimo collaboratore, perché sono andato a intervistare 50 commercianti, però sai, noi giornalisti in linea di massima ci piovono le cose e dall'alto guardiamo attraverso studi dell'Ocse, della Camera di Commercio, eccetera, e diciamo il 32% delle imprese, no? Oppure il 50% dei triestini ama questa cosa. Poi in realtà la guardi sempre a distanza. Parlare con i commercianti significa cercare l'anima, cercare cosa aspirare. No? E quindi vedere veramente come succedono le cose, essere ad alzo zero, diciamo, a pian terreno, e quindi veramente conoscere la città. E per me quel libro è stato da un lato difficilissimo, dall'altro però è stata anche una vera scoperta della città da parte di chi l'ha vissuta, non da parte di chi me l'ha raccontata. No? Di chi l'ha vissuta? Allora, sì, cioè, io mi ricordo, sono andato tra gli altri, vabbè, non è una pubblicità, tra gli altri sono andato una volta a intervistare, perché è una locanda storica, il proprietario di un negozio che è in una strada che da Largo Barriera arriva all'ospedale Maggiore, ed è un negozio che vende tute da lavoro. Via San Maurizio. Come? Via San Maurizio. Via San Maurizio, esatto. Che porta all'ospedale Maggiore. Esatto, vado lì e ho preso appuntamento telefonicamente, quindi dico posso venire? Sì, venga. E entro in questo negozio che è di una dimensione, credo, 3 volte quella di un supermercato. È una cosa tipo 10 stanze enormi, in cui vendeva qualunque abito da lavoro del mondo. E la cosa che mi aveva colpito molto era che il proprietario era ancora sorpreso, comunque non aveva ancora ben capito che cosa era accaduto da quando c'erano i genzinari negli anni 70. Negli anni 70 al dopo. E lui dice: io avevo qui 5-6 commesse, la storia comune, insomma, no? Che parlavano chi il ungherese, chi il bosniaco, no? Eccetera. E dice: ma non mi è ancora ben chiaro perché quasi da un giorno all'altro tutto questo è finito. Dico, sono cambiate molte cose nel mondo, in realtà, non solamente questo, però era questa sorpresa sua ancora mi aveva colpito, ed era veramente entrare in quel negozio un po' come fare un salto nel passato, no? Questo negozio enorme, come non si vedono più, aveva ancora qualche commessa con abiti nuovi, abiti degli anni 70 che nessuno avrebbe mai più indossato, camicie con i colletti fino a qua, insomma, roba di... Sì. No, ma è stato interessantissimo però, perché veramente conosci la città. Intervistare altre persone come, che so, il titolare della Stella Polare, che mi raccontava delle fortune che lui stesso, ma anche altri, erano riusciti a costituire, dei tanti che invece si erano rovinati dissipando, no? Questo arricchimento immediato che si pensava potesse durare per sempre, no?
E lì, vabbè. C'erano corriere che venivano. Le corriere, sì, poi mi sono documentato. Sì, corriere che venivano a prendere i jeans, Sì. ma anche a prendere il caffè. In piazza Sì. Goldoni, da Rovis, c'era un caffè, c'era la fila. E io ho visto per la prima volta le donne con i calzoni alla zuava, che mettevano dentro tutto. Ecco, insomma. E va cambiato veramente. Sì. Da una concezione così di mercato bosniaco, per modo di dire, adesso siamo arrivati a tutto un altro genere di rapporto, completamente che diverso, però viene a mancare spesso la relazionalità vera. Credo che uno dei grandi problemi della società contemporanea sia questo, no? Insomma, lo scivolamento di valori verso banalità, la bellezza fisica, il denaro, insomma, ecco. Esistevano anche prima, ma ora sembrano quasi dei fondamentali, no? Insomma, vabbè. Questo non c'è nel libro. Ma tu dai. No, non c'è nel libro, perché tu apri così e dici, guardi, ho trascorso tutta la mia vita correndo dietro le donne, no? Senza raggiungerle, e ora che non ho più fiato mi chiedo cosa fare. Mi dice, c'è questo. Allora, a proposito di donne, qui c'è una Triestina che anche, come dire, gli dà le corde. Mi sembra che vai da un avvocato e conosci la signora che lavora in casa e subito da buon napoletano, no? Attacchi subito e inizi anche una storia. C'è un libro molto divertente in cui l'anima di Francesco esce, ma ecco, da napoletano trapiantato a Trieste, non sentì qualche volta il desiderio di scappare, come ha fatto anche Vincenzo. Vincenzo ha accumulato tutta una serie di informazioni, di tristezze, di casini che gli hanno complicato la vita, e infatti a un certo momento del libro scappa e va a Napoli, perché ha bisogno del caos, del casino napoletano per ritrovare, non so, la sua identità. Sì, è quello che mi succede ogni tanto, devo dire, anch'io come tagliere. Quindi sei tu dentro. Ma sai, un po' di te. Un po' di me c'è, sicuro, perché insomma io sono un animale metropolitano. Certo. Insomma, la città a misura d'uomo come questa, 200.000 abitanti, senza essere una città di provincia però, perché 200.000 abitanti sono pochi sostanzialmente, certo. No? Però questa città è una capitale, ed è una capitale di un'area enorme che è tutta l'area balcanica. C'è l'anima mitteleuropea. C'è l'anima mitteleuropea, è veramente un punto di riferimento anche culturale, no? Quindi non è una città di provincia, non è Rieti, con tutto il rispetto per Rieti e per i rietini. Però insomma io ogni tanto ho bisogno della confusione mondiale, no? Scendo giù a Roma, vado a Napoli, tra idrocarburi, traffico, confusione terribile, mi prendo le mie incazzature e me ne ritorno qui e dico, beh, adesso me ne torno a Trieste che ci sto bene, insomma un po' come fa lui. Lui lo fa anche perché nel momento in cui capisce che sta per avviare una vera indagine, va a parlare col suo capo per avere una sorta di autorizzazione, perché comprende che si trova di fronte non, sai, a un omicidio, a un caso, un cold case banale, come posso dirti, ma si trova davanti a un gioco che forse è molto molto più grande di lui, e allora in quel caso lì dice, guarda che io forse no, vengo risucchiato in questa cosa, perché non posso farne a meno, in qualche modo c'è una persona che mi chiede aiuto, io non posso tirarmi indietro, insomma poi alla fine è il mio mestiere, e quindi ha una sorta di nulla osta da parte del capo, e quindi ritorna a Trieste più leggero, e veramente comincia l'indagine su questo caso. Perché non spoileriamo, perché altrimenti però questo caso diventa internazionale e va ben oltre quelli che sono i confini del nostro paese e quei particolari di Trieste. Sì, poi c'è una parte finale molto pirotecnica, un po' alla Tarantino, diciamo così, ma perché la verità è che io, essendo molto rispettoso della storia di questa città e dovendo parlare di una sofferenza trasversale, allora ho scritto veramente con grandissima attenzione, muovendomi un po' come camminando sulle uova, tentando di non danneggiare e di non essere irrispettoso nei confronti di nessuno. Le cose sono accadute, sono quelle, basta, insomma non c'è nessun bisogno di offendere, appunto di calpestare, però poi alla fine insomma ero esausto di questo lavoro così attento, no? Insomma certosino, fatto veramente sui milligrammi, che poi alla fine le ultime 20 pagine mi sono sfogato, mi sono liberato, diciamo. Ecco. Approfittiamo anche di una domanda un po' personale, magari non me ne vorrai. No. C'è qualcosa
del maestro Camilleri, che tu conoscevi molto bene e che è stato veramente un maestro per il genere di Polizieschi. Ecco, tu l'hai conosciuto, hai avuto occasione di confrontarti con lui molte volte. C'è qualcosa in questo giallo, oppure hai tratto forse ispirazione anche da quello che lui ti raccontava? No, non c'è niente. Io, come sai, sono stato vicino a lui per 20 anni, insomma, è stato un po' il mio maestro anche di vita per certi aspetti. Però sono sempre riuscito a tenere distinte queste cose, no? Cioè, tra le cose che faceva lui, che mi diceva lui, che mi ha insegnato lui, a quelle invece mie. In qualche modo volevo essere completamente indipendente, no? Peraltro lui ha sempre avuto non so se una difficoltà oppure una volontà di non scoprirsi mai, no? Cioè, nei suoi libri, e ne ha scritti tantissimi, c'è sempre un'intermediazione tra se stesso e il protagonista, non c'è mai un coincidere, no? È come se lui stesse sempre al di qua, cioè, me ne accorgo io perché l'ho conosciuto, no? Tranne una volta che scrisse un articolo per una rivista di architettura sulla sua vecchia casa natale, e lì era veramente un altro uomo, come dire, un'altra forma di scrittura, era veramente lui che era nel libro, cioè nell'articolo, altrimenti è sempre mediato. Noi sappiamo che Montalbano, che è questa sua ormai creatura, questa sua creatura, ma che non è la sua sola produzione, quella è la parte, diciamo, del divertissement dell'uomo, è un appendice, somiglia a lui ma non è lui, no? Ecco, lui ha sempre avuto questa sorta di schermo, come se ci fosse una frattura, un diaframma tra lui e quello che scriveva. Ovviamente si evince l'uomo, si evince la sua personalità, le sue idee, il suo rigore anche etico, morale, insomma, questo sì, ma non c'è mai lui direttamente, come posso dire, no? Non è mai sanguigno, ecco. Benché lo fosse poi invece nella realtà vulcanico, no? Sì, insomma, quello che emerge è, insomma, quello che si conosce di lui è un uomo che a partire da 75 anni diventa estremamente famoso, no? Ma lui ha fatto tante altre cose prima, e quell'uomo bonario, diciamo così, no? Quel vecchio maestro, insomma, quel vecchio saggio è un aspetto principale di lui, ma non è il solo, insomma, no? Peraltro lui aveva fatto cose nel teatro che sono rimaste nella storia del teatro stesso, no? Cioè, lui ha portato Pinter in Italia, è stato uno dei primi a mettere in scena Beckett, cioè, voglio dire, ha fatto delle cose che per l'epoca erano veramente quasi rivoluzionarie, quando la Rai era, benché fosse più conservatrice su alcune cose, però poi paradossalmente era molto più aperta di oggi, no? Al messaggio esterno. Insomma, lui ha avuto la possibilità di fare veramente tante cose, sia come docente dell'Accademia di Arte Drammatica, sia come regista teatrale indipendente, sia come dipendente invece della Rai, no? Quindi, no, da questo punto di vista siamo completamente diversi. Peraltro lui è fondamentalmente siciliano. Sì. Io sono fondamentalmente napoletano. Però con lo sdoppiamento di personalità, cioè, oppure la mediazione, sì. Ecco, io ho potuto notare che avviene sempre dalle persone che nascono in un contesto e poi devono vivere in un altro, no? Sì. Quindi lui deve vivere a Roma e quindi deve mediare quello che è la sua dimensione sanguigna con quello che è, diciamo, il desiderio dei circensi, no? È così anche tu. Questo discorso qui me lo faceva il mio grande amico Piero Chiara, che lui nato là sul Lago Maggiore, vissuto sul Lago Maggiore, morto là. E lui mi diceva, perché io dicevo, ma come puoi essere così diretto? E lui mi diceva in diretto, perché sono nato qui e vivi qui, cioè sono nato qui e vivo qui. Quindi colui che nasce e poi entra in un'altra logica vuole apprendere la dimensione dove lui si è trovato, e quindi in un certo qual senso, per pudore, nasconde le origini, per non offendere il terminus ad quem. Poi credo che anche tu nel libro fai proprio, cioè, io dico sempre ai ragazzi,
dove sei casino sei vita, quindi tu torni a Napoli perché c'è questa dimensione di vita, eccetera, eccetera. Però qui tu ti sei reso conto che c'è un altro contesto, un contesto dove c'è un sostrato di sofferenza che comunque va rispettato, però bisogna anche vivere. E quindi ecco, c'è questo rapporto. Tu porti la tua napoletana, la dimensione partenopea, però non la imponi alla dimensione della triestinità, ma la recepisci e dai nel rispetto questa mediazione. E questa è una cosa e perché questa cosa capita, che anch'io sono nato qui sulle Prealpi e sono venuto qui sulle Alpi Giulie, vicino alle Alpi Giulie, perché ti dà l'idea proprio di essere rispettoso dove sei, perché ti ha dato l'opportunità, ecco, di esprimerti, ecco, senza, diciamo, catalogarti, tu vieni da. E quindi anche quando, io ricordo che il mio parroco di San Giovanni, prima cosa che mi disse quando sono andato come cappellano, mi dice: adesso tu vai a confessare, ma se non sai il dialetto non va neanche detto nella porta. Cioè impara a un certo punto quella che è la dimensione, anche il linguaggio, per poter dare quello che è importante, che la persona aspetta. Ed è quindi qui molto in questo libro tu dai proprio questa dimensione, no? Vincenzo cerca di capire, no? Devi stare tranquillo non sta, deve capire dov'è, e quindi poi ci dà la sua umanità e recepisce un'umanità e diventa mediazione. Questa dovrebbe essere la cultura, a mio avviso. L'arricchimento. No? Esatto. Questa è la prima esperienza di Vincenzo, è il tuo primo giallo, fra virgolette. Hai già pensato a una puntata numero 2 oppure... Avevo buttato giù degli appunti, ma insomma adesso dico una cosa personale, ma sono più o meno 4-5 anni che non scrivo niente, perché sono preso completamente, risucchiato completamente dal lavoro, e quindi... Questo ti fa onore. Ti fa onore. Sì, mi toglie una parte di me, però. Certo. Sai, perché... Quanto sa di sale lo pani altrui, quanto è duro salire e scendere altrui scale. Quello che era quella dottoressa non vuole che i maomettani studino Dante e saggio invece. C'è tanta effervescenza, questo mese che arriva non scriverai niente, perché tra G7 il Papa Francesco che arriva, Mattarella, c'è di tutto di più. E dove possiamo trovare, in quale libreria possiamo trovare il tuo libro Trieste è un'isola? Guarda, io l'ho visto in varie librerie qui a Trieste. La Lovat è quello che è il numero maggiore di Quindi copie. possiamo dire a coloro che ci ascoltano, che lo trovano... Sì, alla Lovat anche, l'ho visto alla Minerva, l'ho visto un po' dovunque, devo essere. Sotto Amazon anche? Amazon, sì. Bene, esatto, sì. Quindi... Comunque qualche copia qui, sicuro. Sì. Ringraziamo molto il dottor Francesco De Filippo e ci rivedremo presto per i nostri consueti incontri. Grazie. Facciamo un applauso. Grazie a voi. Grazie.